infatti ieri sul litorale Flegreo, cioè a Napoli, nel pomeriggio una tromba d'aria ha causato, diciamo, il panico tra le persone. Il vortice era quasi 8 metri e si è formato all'altezza di uno stabilimento balneare e ha strappato e fatto volare quasi di tutto, ombrelloni, lettini, gazebo e anche diverse strutture mobili, facendo molto casino proprio su queste spiagge. In tanti si sono riparati, diciamo, nel ristorante e bar dello stabilimento, però purtroppo anche delle persone sono rimaste ferite, quindi improvvisamente mentre era una bella giornata si è formata questa tromba d'aria improvvisa che ha camminato per molto e ha devastato tutto quello che ha incontrato, quindi sono rimaste ferite una decina di persone, tra cui anche una bambina. Meno male che la tromba d'aria è durata pochi minuti, è stata ripresa anche con i cellulari, giustamente, cosa che io non posso mettere per motivi di copyright, però se volete potete scrivere su Google tromba d'aria a Varcaturo e sicuramente il video lo trovate. Questi fenomeni stanno aumentando, quindi trombe d'aria si formano, tornado, non si capisce davvero più nulla, che è grande quanto una palla da baseball, ma davvero ultimamente il clima sembra davvero impazzito, quindi ripetiamo che ieri sul litorale Flegreo a Barcaturo, cioè a Napoli, si è formato questa tromba d'aria che è durata pochi minuti ma che ha fatto tanti danni. Giustamente allo stabilimento balneare, in effetti è volato via tutto, dai lettini, gazebo, ombrelloni. Fortunatamente la gente si è riparata nel della struttura, però lo stesso comunque ci sono persone che sono state soccorse dall'ambulanza. Meno male che è durata pochi minuti e quindi i danni sono stati limitati. Ragazzi, vi auguro una buona domenica. Come sempre, iniziamo sempre nel migliore dei modi con notizie, diciamo, mm, non cattive, però manco buone. Quindi l'importante è che non ci siano persone che sono decedute. Già questa è una cosa ottima. Quindi vi auguro una buona domenica, sperando che oggi il tempo non faccia qualche sorpresa, anche perché ci sta questa allerta meteo, diciamo, nelle Marche e nell'Abruzzo, ma un po' in tutta l'Italia in effetti, a parte mi ricordo la Sicilia, la Sardegna, il Piemonte e la Lombardia, poi altre parti ha dato pioggia, quindi massima attenzione specialmente in Marche ed Abruzzo. Ciao ragazzi e ci risentiamo più tardi.